ti passa anche lo stress. Buonasera, buonasera a tutti! Teatro Civico di Sassari e amici di Sardegna 1, ben trovati alla terza puntata di Mirto al Cabaret. Uno spettacolo che vuole offrire un po' di sorriso, vogliamo entrare nelle vostre case e portare un po' di allegria, con tanti cabarettisti, con tanti cantanti e anche con il folk. Alle mie spalle il gruppo Città di Sassari. Dopo parleremo di voi, del vostro costume e vi vedremo anche esibirvi. Ma io direi di iniziare subito la puntata con un duo, una coppia di amici che ormai mi seguono da tanti anni. Allora, volevano insegnare un po' di inglese. Vediamo un po' che cosa hanno da raccontarci. Zamu e Thomas! Buonasera a tutti. Buonasera Zamu, Cristian. come stai? Tutto bene, tutto bene. Oggi, sì, come la scorsa puntata, vogliamo provare a insegnare la lingua sarda tramite le sue origini, che non sono latine o spagnole, ma inglesi. Quindi che entri, professor Bob Boy. Ah, ok, accogliamolo con un bel applauso. Bob. Very good, very well. Ok, il nostro obiettivo è insegnare la lingua sarda tramite l'inglese e oggi cominceremo con la lingua sassarese. Ok, vi faccio una domanda. Sì? Ok, per esempio, come si dice miele in inglese? Miele. L'inglese è honey. Honey, ok. Honey. Very good. Come si dice in inglese la parola noi? Noi è we. We, ok. We. Ok, very good. Poi c'è un tipo di carne che si mangia in Turchia, che si mangia in Italia. Come si chiama? Ad esempio il kebab. Il kebab. Ok, Kebab, very sì. good. Voi conoscete il kebab? Sì. Molto buono. Ok, ripetiamo tutti insieme le parole che abbiamo studiato. Kebab. Repeat, non vi sento. Kebab. Has. Honey. Kebabazone. Okay. Ma scusi, professore. Christian Luigi Babazone. Ok, ripete. E questa è una prima lezione. Però noi possiamo insegnarvi pure il cagliaritano. Poi diciamolo, abbiamo scritto un libro. Un libro sulle Bahamas. Abbiamo scritto un libro alle Bahamas. Siamo andati alle Bahamas per scrivere con tranquillità. Ti piace? Sì. Prodotto dalla Mondadori. Caspita, bello. Sei proprio babasoni. Cioè, perché? Scusa. Perché secondo te abbiamo i soldi per andare alle Bahamas, abbiamo i soldi neanche per comprare il libro ce l'abbiamo. Ma che ne so io, professore? Facciamo un po' di campidanese. Allora, era una bellissima giornata di sole. Come si dice sole in inglese? Facile, dai. Sun. Questo è Very facile, good. dai. Ad un tratto un ragazzo viene verso di me. Come si dice ragazzo nella lingua inglese? Boys. No. Andiamo sul teenager. Un teenager. Teenager. Ok, un teenager. Questo Teen. teenager aveva con sé delle figurine dove c'erano rappresentati dei calciatori. Erano delle figurine molto particolari, molto speciali. Come si dice in inglese quando qualcosa è figo? Figo si dice cool. Cool, ok. Cool. Questo ragazzino aveva queste figurine e ha detto: sono 4 figurine, ti piacciono? Io sì, sono davvero cool. E mi ha detto: te le vendo a 450 euro. 454 figurine. 2 erano anche doppie. E me le ha date. E tu quanto gli hai dato? 500 euro. E ti ha dato il resto? No, non aveva cambio. Quindi 500 euro, 4 figurine e 2 erano doppie. Mi spieghi come hai fatto? Come si dice come in inglese? Come si dice how? How? Ok, ripetete tutte le parole dopo di me. Sun. Teen. Cool. How. 4 figurine 500 euro. No, non diciamolo, signor Bob. Ok, non dimenticatevi di me. Io sono il professore di inglese più dolce che c'è. Io sono Bob Boy. Grazie, buona serata. Samuel Thomas. Bravi. Avete rotto il ghiaccio in questa terza puntata di Mirto al Cabaret.
E adesso invece voglio chiamare sul palco due amiche, loro sono delle cantanti, producono dei propri spettacoli molto belli, hanno scritto una canzone molto bella che parla di un tema, però ve lo diranno loro. Io le chiamo sul palco subito, arrivano da Cagliari, loro sono due sorelle, Stefania e Daniela Basciu. Buonasera Stefania. Buonasera, buonasera. Siete Buonasera troppo a alte, tutti. mi devo mettere lo Sì, sgabellino. abbiamo scelto un tacco 15. Daniela. Allora, Ciao. avete scritto questa bellissima canzone che io ho già sentito alcune volte. L'avete scritta per una persona a voi cara, Per nostra nonna, vostra sì. nonna che soffre, Che soffre, Che è soffre. ancora in vita, Ci grazie a auguriamo Dio. che Sì, assolutamente sì. rimanga in vita per altri 100 anni, È affetta da Alzheimer da quasi 14 anni. una malattia bruttissima. Assolutamente sì, una malattia che non tutti ancora conoscono, che si tende un po' a nascondere come una sorta di vergogna, no? Sì, è vero. E quindi noi volevamo raccontare quello che abbiamo vissuto, viviamo e vorremmo vivere il più a lungo possibile insieme a lei, quello che è il suo non ricordare, perché Certo. è un po' anche per noi un dimenticare giorno dopo giorno. Gioie, dolori, felicità, momenti belli passati insieme. Assolutamente sì. Toglie tutte queste cose, purtroppo. Va bene, l'ascoltiamo. Il titolo del brano è... Il titolo del brano è Appassulentu, Appassulentu. proprio per rendere l'idea della malattia, che in italiano significa proprio lentamente. Lentamente. Abbiamo, scusami Sì, Cristian, prego. ci tengo perché abbiamo girato un video insieme a lei, che è stata la nostra attrice protagonista. E lo vediamo. È stata bravissima. Sì, perché mentre ci- voi cantate lo vedremo. Perfetto, grazie. Stefania e Daniela Basciu, Appassulentu. Un giorno ci sei e ti riconosco già. I tuoi occhi hanno ancora l'inganno della normalità. L'indomani ti svegli e mi chiedi perché. Perché ti ritrovi a pensare che non sei più te. Una dulce parola stiamento scurrende in su coro in tue muove sospensamento e snotorratie Appade che rubetta cantone pizza desisola mamma e sole pregas Maria prosos trapentos tuos è il tempo ti ruba il futuro è il tempo che cancella il passato è il mio amore che colora il presente è la tua mente che si spegne lentamente Ieri mi parlavi di te, di quella donna forte e bella, di quella donna nonna che dimentica. Oggi la realtà mi porta a pensare che ogni attimo qui con te è già un ricordo che tu hai perso di me, Sostengo si spanto in lágrimas tuas ombras, no torra pruso entrati, amore su colore sadie, rosanima che danzana a passo lento. Tuo destino che si è preso gioco di te, il mio amore che afferra il nuovo giorno che ti riporterà un'altra volta di nuovo in te.
è il mio amore che colora il presente. E sani, che studa e danzano a passo lento, lentamente, a passo lento, lentamente, a passo lento, a passo lento, a passo lento. Grazie. Grazie. Daniela e Stefania Basciu. Grazie per questa meravigliosa opportunità. Per noi è lanciare un messaggio d'amore e di speranza affinché si possa, attraverso la ricerca, e noi quest'anno ci stiamo impegnando insieme all'Associazione Alzheimer ad aiutare questi malati e a cercare di trovare un modo per trovare dei fondi per la ricerca. Quindi ci siamo date a disposizione per una buona causa. Quindi, è una delle tante malattie brutte. Nella prossima puntata parleremo di un'altra bruttissima malattia che è la SLA. Ma grazie per questo. Con l'amore si combatte e si vince sì. sempre. Grazie. Stefania e Daniela Grazie Basciu. a tutti. E io mi collego con Radio Masia. Vediamo che cosa ci ha mandato quest'oggi. Giuseppe, ci sei? Buonasera a tutti. Questa canzone la voglio dedicare veramente al WWF, perché a tutti gli amanti degli animali. Sì, perché amiamo gli animali, perché gli animali sono utili sempre alla causa. C'era una volta una gatta, saltava sull'alberello, correva su e giù, ma l'ha presa un pitbull. Hey! E c'era un vitellino che brucava in allegria, ora è in macelleria, appeso a testa in giù. E c'era pure un pitone, strisciava sopra le foglie, sui rami e l'erbetta, adesso è una borsetta, e anche il pitone serve. Oh yeah. C'era una volta un camoscio, saltava felice felice in mezzo al boschetto, ora uno stivaletto. E c'era pure un maiale, mangiava, era pieno di ciccia, adesso è una salsiccia. Anche il maiale è utilissimo. Oh yeah. E c'era un coccodrillo che con i suoi denti aguzzi faceva paura, adesso è una cintura. Grazie animali, grazie di esistere. Sarda Infissi, leader in Sardegna nel settore infissi con esperienza e professionalità. Produzione di infissi in PVC, alluminio, alluminio-legno, tende da sole, pergole bioclimatiche, pergotende, lavorazione del ferro ed acciaio per ogni esigenza, con disegni personalizzati. Sarda Infissi è a Sassari, zona industriale Preddaniedda, strada 11. Sarda Infissi. Endas Sardegna e promozione sociale, cultura, ambiente, turismo e sport. Se stai pensando alla tua associazione, non esitare. Farai parte di un grande mondo pensato per i tuoi associati. Endas Comitato Regionale Sardegna è riconosciuto dal CONI e dal Ministero dell'Interno. Affiliazioni ed informazioni, sede di Sassari, 079 27 0121. Gli italiani vogliono questo: pasta asciutta abbondante e condita bene. 140 grammi è l'unico, con porzioni enormi, oltre 200 grammi di pasta e anche con prezzi ridotti. Ecco perché è sempre stracolma di gente a pranzo e a cena, e con miriadi di ricette davvero originali. 140 grammi per sentirsi davvero italiani.
Eccoci, pronti? Un caro amico, io da lui ho imparato tanto. L'ho conosciuto esattamente quasi 26 anni fa, lui in quel periodo frequentava la scuola di Mogol. Lui l'ho definito nelle prime puntate il nostro entronauta. Un grande applauso a Soleandro. Eccolo! E beh, Masciatò. Tutto bene, Leandro? Sì. Cosa... Mi sentite voi? A voglia. Cosa hai detto di non vero? Di non vero? Sì. 26 anni fa frequentavi la scuola di Mogol, hai scritto tantissime canzoni, una più bella dell'altra. Sì, hai visto che c'è in prima fila? In prima fila? In prima fila ci sono tante persone. Ma ce n'è uno in particolare che potrebbe... Io non sento, Potrebbe aiutarci. Sono sordo, mi devi aiutare perché devi alzare la voce. Chi è? Chi è? Che ci può aiutare? Chi è? È colui che ha ispirato questa canzone, che si chiama Kentugon Casa. Ah. Conoscete tutti la lingua sarda? Sì. Ecco, c'è un detto in Sardegna, io sono diplomato, che per conoscere una donna, ce ne sono tante di belle signore questa sera, bisogna conoscere la storia della donna, come è nata. E Kentugon Casa proprio parla di questo. Mio nonno mi diceva sempre, si due fare pareggiate, so contoso, tu dorrada. Infatti è Kentugon Casa, Kentu berrittasa, Kentu femina, du cantatitasa. Per cui godetevela questa canzone e amiamo le donne. Ecco perché la signora ha riso davanti e io la saluto. Grazie Geppi Cucciari per essere con noi. E siccome l'aveva scritta per noi Battor Morittendos, sì, poi l'ha cantata anche Sole, allora gli ho chiesto, la possiamo cantare insieme? Oggi manca Lamin, che è un ragazzo senegalese che parla il Wolof. È vero. Wolof è la lingua che parlano a Dakar, che è il corrispondente del sardo che parlano nella zona di Saccargia, Codrongiano, Sadrivide, Florina, Sploaghe. Infatti vi do un indizio, per esempio scendi giù nel vocabolario sardo, si dice proprio matematicamente, il sardo è lento, si dice falacagiosso. Ecco, in africano è sempre la stessa cosa, però più veloce. Falacagiosso. E faceva più o meno così. Sono indizi, vai. Proviamo, vai, maestro. Kentugon Casa, Kentu berrittasa, Kentu feminase, duventatitta senza mano. Savides tuyo Uniscaluza piena e bupuionese, fra mille uomini sba, mille opinionese, che la furia del mare essa natura po che pascia cossizzare, solo uso somile schiambona volontade. Chi vado una limba in su che l'unica Milannadu Maria che in tu vemi la spalla in si in saluna sos cantores des Africa siempre enemigos in comunía que ahí setamos un paresano vanzenia che la zirare, che la zirare. Che tu con casa, che tu berritasa, che tu feminase, tu che tatita senza mano. Savides tu yo, uniscaluza piena e bupuionese, fra mille uomini spa, mille opiniones veridade, che la furia del mare essa natura po che pascia cossizzare, solo uso somile schiambona volontade.
assistente di volo, prepararsi per il decollo. Naki una limba in su che l'unica Milanna Maria, che tu vedi la spalla in si in saluna. Sos cantores de África siempre venidos Indomomía, y ahí setamos un paesano Bazzenía. Los cantores de África siempre venidos Indomomía, y ahí sectamos un paesano Bazzenía. A che la zirare, che tu con casa, che tu per casa, che tu vemina. Oggi siamo a Virtual Cabaret. Yeah. Grazie! Che bello. Ti faccio i migliori auguri per il programma. Per non il... andare via, perché dopo ti devo chiedere una cosa molto importante, molto. È la prima volta che vengo al Teatro Verdi. Grazie, un applauso a Soleandro. Rimaniamo in tema di folklore sardo, etnico, una cantante che io adoro. Arriva dalla lontana città di Sorso, lei porta l'allegria nella sua musica. Cecilia Concas. Buonasera. Ah, ecco, buonasera. Bacio. Bacio. Buonasera Cecilia, buonasera, come stai? Bene, bene, sono un po' stanca per il viaggio. In effetti sì. La distanza è notevole. Poi il traffico, da sai, quella grande città che è Sorso. La piccola Parigi la chiamiamo noi. Sì? Sì. Come va? La stagione sta iniziando, la tournée è alle porte, ci stiamo preparando, speriamo che insomma il tempo sia clemente e via. Sarà una stagione bellissima, farai tanti concerti perché tu piaci, sei veramente voluta bene in tutti i paesi della Sardegna, Cecilia. Anche qua, guarda che bel teatro civico a Sassari, la gente ti fa questo bellissimo applauso, te l'ha già fatto 3. Fatti col cuore. Grazie. Ispantos è il primo brano che ci farai ascoltare questa sera, a Virtual Cabaret, Cecilia Concas. A voi. Terra mia, generosa, cantas battorinas e tarantellas in mezzo mare, ses preziosa e sempre pagutinare ne bella, canta in sa montagna sos pastores, canta in Sabiana, son masaios, casa rica de luz con colore, ser basada paese divino rayos, tu terra mia, ses un'isola preziosa nel suo mare, due luguesina, prosso sardos, chi suona pesa ti. E sonos annida in sa festas de due a dove un manno de amigos bonos e festas chi non vada in aterue, ballalo balla su dorrao, ballalo balla 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 ballo dundu, ballalo che su mezzos de su mundo, balla
candeni cantato a tenore. Due terra mia, sei su un'isola preziosa in mezzo al suo mare. Due nughe sia, rosso sardos, chi su una tesa chi canta allegramente, a dire solamente una dedica di fatto, chi miglia su coro e sa mente, canto sa tenore, io intendo cantare, so sardo non carrerio, si deve ne desare, canta allegramente, a dire solamente una dedica di fatto, chi miglia su coro e sa mente, canto sa tenore, io intendo cantare, so sardo non carrerio, si deve ne desare. Bravissima Cecilia Concas. Ce l'abbiamo cantata e ballata dietro le quinte, eh? Sì, bravi. Sì, sì. Allora, la comare è una figura importante in famiglia, no? Sì. Le comari. Questa è una storia di tanto tempo fa. Ora non è attuale come brano, non è credibile. Perché? Perché questo brano parla di quando delle comari chiacchierone si mettono davanti a Suvogile a parlare male degli altri. Ah, ecco perché. Siamo fuori il tempo, cioè adesso le cose... Davanti al computer si mettono adesso No, a adesso parlare. non è più così, perché mica, signora, mica lei si mette a parlare male degli altri. No. E mica al suo paese ci sono quelle comari chiacchierone. No. A Sorso non ce ne sono. No, neanche a Sennuri mi sembra. E poi noi li chiamiamo ciarameddi. Ah. No, adesso Sì, si è chiama vero, è vero. gossip. Gossip, Non è più sì. bello, più chic. Sì, in edicola è tutto giornale di gossip, hai visto? Comunque, quando queste donnine, comari, Sì. si trovano così davanti al Suvogile, inizia a parlare male di tutto il paese. Hai scritto una canzone Guarda, su questo passa- tema. Assolutamente Sascomares. sì. Eh? A voi. Ascoltiamo. Grazie. Cecilia. Comare in buona gana, in voli gassazente, vipera soliana, a boghe demolente, e parizza pulana, furcata che serpente, e boga su veleno, tutto su malanzeno, e che mesa scomares, dai non si assofogile, tra l'erulla, l'allerulla, e breghesa scomares, dai non si assofogile, tra l'erulla, l'allerulla. Una grua e una gotta e una grua, la muligana dotta ad ognuna a moda sua, boganza ambite drotta, con sulla testa lua, basta chi vetta sono, don si va la ghettono, e vinti sa scomares, dai non si assofogile, tra l'erulla, e
suriu in piena e con un'ischientita lampasa di serena, anche che aspritta contende cosanzena, a secondo su veo sonavi a segu, ma era un casa scomare, dai innanzi a suo fuochile, tra l'ero là, l'allero l'ero là, chi va un casa scomare, dai innanzi a suo fuochile, tra l'ero là, l'allero l'ero là, si son casa scomare, dai innanzi a suo fuochile, tra l'ero là, l'allero l'ero là, 80 sa scomare, dai innanzi a suo fuochile, tra l'ero là, l'allero l'ero là, ora tutta suento, pronta a frastimare, sai monza de convento, soi predi de saltare, contra gen argento e contra su mare, contra sole e luna, su bene sa fortuna. E che tu sa scomare, dai innanzi a suo fuochile, tra l'ero là, l'allero l'ero là, Lugenta sa scomare, dai innanzi a suo fuochile, tra l'ero là, l'allero l'ero là, e Milli sa scomare, dai innanzi a suo fuochile, tra l'ero là, l'allero l'ero là, compare se comare, dai innanzi a suo fuochile, tra l'ero là, l'allero l'ero là. Cecilia Concas. Grazie Grazie a mille. te per essere stata a Mirto al Cabaret. Grazie mille Cecilia, ci vediamo presto noi. Assolutamente sì. Rimanete con noi, ancora tante sorprese, Mirto al Cabaret, arriviamo subito, pochi minuti. Ma te lo bevi te, un Mirto al Cabaret. Azienda italiana che offre integrazione naturale per il benessere. Anna Laura Marini, distributrice indipendente Snap. Sarda Infissi, leader in Sardegna nel settore infissi con esperienza e professionalità. Produzione di infissi in PVC, alluminio, alluminio-legno, tende da sole, pergole bioclimatiche, pergotende, lavorazione del ferro ed acciaio per ogni esigenza con disegni personalizzati. Sarda Infissi è a Sassari, zona industriale Preddagnetta, strada 11. Sarda Infissi. Mirto al Cabaret, un cabarettista, lui è un autore, è stato autore anche di molti comici di Colorado, arriva da Cagliari, però ha origini olandesi. La sua comicità è un po' surreale. Lo ospitiamo sul palco di Mirto al Cabaret. Lui si chiama Albert. Ciao Albert, ti lascio il palco, Vai. Salve. Come va? Ok. Ora ho un paio di battute per voi. Sono una persona poco socievole, poco ospitale. L'altro giorno un mio amico mi invita nel suo appartamento e mi dice: fa come se fossi a casa tua. E io: ok, vattene. L'altro giorno ho fatto assaggiare il formaggio coi vermi a mio nipotino, ma non gli è piaciuto e non fatico a credergli, visto che gli ho dato del dolce sardo dell'anno scorso. Io ho un bimbo di 2 anni, ma ho capito che non è mio figlio, perché la prima parola che mi ha detto non è stata papà, ma idraulico.
Io volevo anche incontrarlo, questo idraulico, ma solo per la chiamata mi è costato 70 euro. No, scherzo, non ho figli, però se mi nascessero dei figli mi piacerebbe dargli dei nomi orribili per prenderli in giro, tipo Asdrubale, Evaristo, Gian Giacomo. E invece, se mi nascesse maschio, un nome tipo Samantha, era più classico. In realtà non ho figli, ma ho un cane. Ho un cane poliziotto. E il mio amico rompiscatole: tu non hai un cane poliziotto, i cani poliziotto sono pastori tedeschi, tu hai uno Yorkshire. E io, è in borghese. Ho anche un cane antidroga, ma è proprio antidroga. Fa le manifestazioni contro la droga, i flash mob, i sit-in. È terribile. Quando di notte piangevo, mia madre si alzava sempre per tranquillizzarmi, ma mio padre la bloccava subito e gli diceva: per prima cosa deve imparare ad addormentarsi da solo. Seconda cosa, cavolo, a 34 anni. E quindi l'altro giorno stavo passeggiando in strada quando vedo cadere un anello a una ragazza. Così lo raccolgo e su c'era scritto tuo per sempre. Grazie. E arriviamo all'ultima. Tempo fa ho passato 4 mesi consecutivi ad ascoltare musica classica. 4 mesi. Poi finalmente mi hanno risposto dal call center. Grazie. Albert! Grazie Albert. Qualche mese fa lo chiamai al telefono e gli dissi: Nicola, sto creando un varietà, una sorta di Colorado sardo, si chiamerà Mirto al Cabaret, buttami giù una melodia, una canzoncina. Ed è nata così, grazie a lui. A te lo bevi te, un Mirto al Cabaret. Lui è Nicola Cancedda. Caro Nicola, ben trovata a Mirto al Cabaret. Caro Cristian, visto io costo meno, quindi sono meno caro di te. Che bel pubblico questa sera, ma mi piace soprattutto ammirare questi costumi sardi e la nostra tradizione, perché, bellissimo. Caro Cristian, mi ricordano mia nonna. Sì. Mia nonna era una tipa allegra, mia nonna aveva fazzoletto nero, maglione nero, gonna nera, scarpe nere, sembra una saccabadora mia nonna, signora. Me la ricordo sempre col rosario in mano, poverina. Vabbè, se dovete farlo, fatelo, perché siamo qui per questo. Lei aveva sempre il rosario in mano, ma non pregava, lo usava per picchiarci da lontano, tipo Tartaruga Ninja. Così. Pensa, se entravi a casa di mia nonna, cioè la TV era sempre su Rete 4, si può dire, perché c'era solo messa e rosario, messa e rosario. A un certo punto la statuina di Padre Pio che c'era sopra, la guardate, però, quando è troppo, È esagerata mia nonna. Mio nonno invece era un tipo brutto, bruttissimo. Quando è morto ci abbiamo messo 4 mesi a scegliere la foto da mettere nella lapide. Addirittura. Alla fine ne abbiamo scelta una del giorno del matrimonio, appena sposato, lui contento così. La più bella. La più bella. Da quando poi è mancato mia nonna andava tutti i giorni lì al cimitero e diceva: tu non te ne sei andato, la parte migliore di te è rimasta qui. Dicevo: nonna, il suo sorriso. Di più, figlio mio. E la sua allegria. Di più, figlio mio. Il suo amore. No, la pensione. Mia nonna. Ma la cosa bella delle nonne, Cristian, è andarci a pranzo, perché le nonne preparano delle cose squisite, tipo tutte, mia nonna. Tutte le nonne. Tutte, è vero. Mia nonna, per esempio, entravi a mezzogiorno e uscivi alle 5.
Quando andavi via da casa di mia nonna ti davano la bomboniera. Incredibile. Ma pensa che mia nonna faceva una cosa buonissima e ci ho dedicato una canzone. Faceva buonissimi i ravioli. Quello un po' tutte le nonne. Ma lei proprio il raviolo da 5 kg, proprio Uno. un raviolo da 5 Che? kg. Però per cantare questa canzone mi serve l'aiuto del pubblico, come l'aiuto da casa. Allora, Ce l'avrai sicuramente. mi dovete gridare ravioli, signora. Proviamo al mio 3 veloci. 1, 2, 3. Mettiamoci più ricotta e ci riusciamo, ok? Ci Sì. proviamo. Vai. Ok? Vai, Grazie, prego, Cristo. vai Nicola. Vai con le manine però, dai. Oh, bravissimi, guarda. Pronti a ingrassare perché in Sardegna non si può stare a dieta, mai. E fai addominali, fai le flessioni e ti riprometti niente bomboloni. Ti iscrivi in palestra nonostante le spese, però ci vai solo una volta ogni mese. Perché lo fai? E fai un po' di dieta con la verdura, fine settimana col cibo spazzatura. Fai anche la corsa presto al mattino, ma quando ti fermi 3 brioche cappuccino. Perché lo fai? Se tanto già lo sai che tu vivi in Sardegna e tua mamma si impegna a cucinare se grandi panadas, maialetto che ardi e l'agnello coi cardi, salsiccia col pecorino e poi mallorettos che buoni. Pronti, E nonna Beatrice fa in casa i ravioli, 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 ravioli. E cerchi su Google per dimagrire che fare, ma mangi Nutella mentre stai a controllare. Ma poi punti i piedi, dici basta così, inizio la dieta ma l'altro lunedì. Perché lo fai? Il nutrizionista era bravo ed educato, ma dopo 2 ore te lo sei divorato. Fai proprio di tutto per sembrare più buono, ma più che Raul Bova sembri Cannavacciuolo. Perché lo fai? Se tanto già lo sai che tu vivi in Sardegna e tua mamma si impegna a cucinare seadas e grandi panadas, maialetto che ardi e l'agnello coi cardi, salsiccia col pecorino e poi mallorettos che buoni. Tutti vai! E nonna Beatrice fa in casa i ravioli, 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 ravioli. Formagelle da sfornare e capigliette da scrivere. Fare il pane in casa, Carasau, bere sempre Cannonau e salsiccia di maiale e la mustela ancora da tagliare. È sempre l'ora per mangiare. Ma tu vivi in Sardegna e tua mamma si impegna a cucinare seadas e grandi panadas, maialetto che ardi e l'agnello coi cardi, salsiccia col pecorino e poi mallorettos che buoni. Pronti, vai! E nonna Beatrice fa in casa i ravioli, 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 ravioli. Vai con queste mani, dai! Pronti, ancora 5 kg di ravioli, ce li abbiamo, pronti, vai! Ravioli, 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 ravioli. Grazie! Nicola Cancedda! Grazie Nicola! Grazie a te! Ciao a tutti! Grazie Nicola, ci vediamo dopo per il gran finale. Rimanete con noi, Mirko al Cabaret continua! Ma te lo bevi te, un Mirko al Cabaret. Azienda italiana che offre integrazione naturale per il benessere. Anna Laura Marini, distributrice indipendente Snap.
Sarda Infissi, leader in Sardegna nel settore infissi con esperienza e professionalità. Produzione di infissi in PVC, alluminio, alluminio-legno, tende da sole, pergole bioclimatiche, pergotende, lavorazione del ferro ed acciaio per ogni esigenza, con disegni personalizzati. Sarda Infissi è a Sassari, zona industriale Preddaniedda, strada 11. Sarda Infissi. Tale e Quale Show, il più grande successo televisivo nella vostra piazza. Che Dio vi benedica. Manchi il gallo come sono in ballo questa sera. Solo artisti sardi scelti per la loro grande somiglianza alle vere star. È una canzone di 100 anni almeno. Tale e Quale Show Sardegna arriva quest'anno nella vostra piazza. Mirko al Cabaret. Voglio chiamare sul palco ora un bambino che ha fatto talmente tanta strada che ormai è già un artista. Lui ha partecipato allo Zecchino d'Oro qualche anno fa, ha partecipato a un concerto bellissimo ad Amatrice dove c'è stato il terremoto, ha fatto anche il modello, ha vinto dei premi internazionali a Bucarest, insomma ha fatto tantissime cose. Lo accogliamo con un grande applauso. Mario Donato Vinci. Ah Mario! Ciao Cristian. Come stai Mario? Benissimo. Bene? Hai visto che bel pubblico? Sì. Allora tu stasera ci hai portato una canzone nuova, vero? Innanzitutto devo ringraziare te. Grazie Cristian per avermi invitato a questa trasmissione intitolata Mirto al Cabaret. Sì, Mirto al Cabaret, bravo Lo sai Mario. che il Mirto in ebraico significa preghiera al cielo? Preghiera al cielo, non lo sapevo, bello questo, preghiera al cielo, in ebraico. Bello, bravo Mario, mi hai dato una bellissima informazione. Tu sai che cosa canto oggi Cristian, vero? Sì, è una canzone che si intitola 5 gocce. No, gocce. No, gocce. E io ne volevo 5, scusa, fammela cambiare il titolo, dai. Gocce, una canzone scritta da Gianmario Virdis, musica e arrangiamenti di Gabriele Oggiano, giusto? Sì. Ho studiato, hai visto, eh? E Andrea Corsi. Sì. Ah, ho studiato. C'è qualche altra informazione? È cantata dai Sardinia New Friend, giusto? Ed è prodotta dalla Music World Communication. Sì. Che bel nome, Music World Communication. Però è l'inno nazionale, questo è importante, dell'Associazione Italiana Vivere la Paraparesi Spastica. Mario Donato Vinci! Grazie. Sento il mare, ascolto l'onda, il pensiero piano mi circonda, mentre stringo nelle mani un'emozione, in un foglio scrivo una canzone, cercando e ricercando dentro me quella voglia di donare un semplice sorriso. Nel riflesso della vita come un eco, nei sentieri della melodia, c'è un suono che accarezza le parole e pensieri che colorano le immagini, mi riportano nel cuore una canzone, soffiando le gocce di un angelico coro, mentre volano le aquile, planano, sentendo dolce una nenia, una poesia, gocce di speranza, di una semplice canzone, tante voci, tanti canti, molte sono le parole, Dio te spera, che ci uniscono a cantare, senza farci stare male.
ogni goccia che si sente respirare, cantano in molti la felicità, tutti assieme con un grande sorriso che dal cuore si sente in paradiso. Tutti noi formiamo un desiderio, tutti assieme un grande arcobaleno fatto di colori e sfumature, suoni, sorrisi e sogni sconfinati, dove il sole combatte con le nuvole ed il buio accecato dalla luce, mentre il mondo gira sempre più veloce, noi cantiamo tutti in coro a sazietà, gocce di speranza di una semplice canzone, tante voci, tanti canti, molte sono le parole, tutti oltre sfera che ci uniscono a cantare senza farci stare male, tante gocce in mezzo al mare, tante voci, tante gocce, tanto amore per ridare col sorriso la serenità. A riempire la speranza, a riempire l'allegria, voce di speranza di una semplice canzone, tante voci, tanti canti, molte sono le parole di oltre spera che ci uniscono a cantare senza farci stare male, tante gocce in mezzo al mare. Gocce di speranza, grazie. C'è di speranza. Mario Donato Vinci. Bravo Mario, bravo, bravo. Adesso presentamelo tu il prossimo cabarettista. Lui si chiama Valerio Serri. Serri. Vai, guardando dove vuoi guardare. Guarda dove c'è la luce lì, guarda. Vai. Anzi qua, guarda, vai. Adesso vi presentiamo Valerio Serri. Bravissimo Mario! Buonasera, questa sera io sono lietissima di fare da spalla a Valerio Serri. Ma cosa Valerio Serri? Ma io sto cercando mia moglie da 3 settimane, non la trovo. Ogni notte quando mi alzo dal letto mi gira e non me la trovo più nel letto. Ma porca miseria, questa qui se ne esce di notte. Se ne esce di notte, si approfitta che io sono addormentato e se ne va a correre con gli altri uomini, se ne va a correre. Ma non è possibile. Non ce la è faccio. già la terza puntata, io devo fare il pezzo con Valerio Serri il comico e mi arriva lei. Certo, io abito qui dietro, dove la devo cercare? Il primo posto dove la cerchi è qua, dove? Ma insomma, si presenti al pubblico visto che è qui. E cosa mi devo prendere? Mi conoscono già, mi prendono anche in giro. Sa come mi chiamano questi? Come la chiamano? Nanni Conche Boy. Ah, però. Perché dicono che ho la testa di bue come le corna del bue, diciamo là. E quando passo per la strada lì sempre, perché sono cattivi questi del vicinato. Sono cattivi che ti dicono là, sta passando su Corruto, sta passando. E io tutto sulla schiena mi devo buttare. Dai, non faccia così, venga qui Nanni per favore, venga E io qui. già vengo qua signora, però trovatemi mia moglie che non ce la faccio più. Ma senta un po', ma stavo pensando, sua moglie, dico, che scappa di notte con tutti questi uomini, per avere tutto questo giro, sarà sicuramente una bellissima donna, eh? Una cosa bellissima, brutta, brutta e anche molto brutta. Fa brutta come il demonio. Mo, è così brutta davvero? Brutta? Allora, le dico solo questo, 1,40 m per 1,40 m per 140 kg di peso. Ma per favore. Praticamente un cubo.
Magari anche pelosa. Pelosa? Pelosa, c'hai i peli nella schiena dritti così. No. Quando li vedi come li si drizzano fa paura. Guarda, è una cosa incredibile. Ma per favore, che cos'è? Un cinghiale questa donna? Lei ride che cos'è un cinghiale, ma lei lo sa che in periodo di caccia non la posso portare in campagna, che me la sparano? Lei ride, usato. Non è cosa da ridere. Senta, signor Giovanni, però, anche lei, possibile che non le abbia mai consigliato, che ne so, di mettersi a dieta? A dieta? Lei, guardi, lei non neanche se lo immagina cosa fa mia moglie, specialmente come arriva l'estate. Quando comincia a sudare, che c'è quel caldo, si spoglia nuda e gira nuda in casa. Oh mio Dio. Ed è lo spettacolo, questa cosa grassa che gira. E allora ogni tanto dice, si guarda allo specchio, si spaventa e dice, mi metto a dieta. Si compra quelle tisane per andare, diciamo, per andare in gabinetto. Là. Vabbè, le lassative. Quelle. Se ne compra, ce ne sono 5 pacchi a casa. Quando le prende... Deve vedere che cosa succede. Guardi che queste tisane fanno molto bene. Fanno molto bene. Ma cosa molto bene? Che quando le prende rimane 5 giorni caga in casa, che non fa neanche entrarci, non fa. Ma che schifo. Ascolti, non fa niente. Noi apriamo le finestre, abbiamo aperto le finestre una volta, ci è arrivata una denuncia. Ma come una denuncia? Una denuncia dai barracelli. Ma per cosa? Perché dice che c'avevamo un allevamento di maiali in casa. Una cosa incredibile. Ma no. Una cosa incredibile. Brutta. Aspetta. E quando prende queste tisane, sì, la ve quando va di corpo. Una volta mi è successo, se ne entra in bagno, 1 ora e non esce, 2 ore non esce, 3 ore non esce, 4 ore non esce, mi sono preoccupato. Beh, certo. Ho detto, guarda, ho sfondato la porta, sono entrato in gabinetto e me la sono trovata tutta sudata, incastrata nel gabinetto. Ma come incastrata? Nuda, pudescia, un odore che non faceva, incastrata nel gabinetto. No. Non faceva. Ma incastrata come? Praticamente cosa è successo? Che egli ha preso queste tisane, sì, come si è svuotato, ha fatto questo effetto di sottovuoto. È rimasto il sedere, diciamo, non riuscivamo a... No, voi ridete. Abbiamo dovuto chiamare i vicini di casa, niente, abbiamo tirato. È arrivato il vicino con la motozappa, tirando. Ma no. Non ci siamo riusciti. E alla fine? Mi è toccato chiamare i pompieri. I pompieri! Ma scusi, cioè quindi sua moglie, tutta nuda, sudata, è rimasta incastrata nel water e per tirarla fuori avete dovuto chiamare addirittura i pompieri? E meno male che prima di arrivare ai pompieri mi sono accorto che questa nudità, ho preso la prima cosa che ho trovato e gliel'ho piazzata davanti, diciamo alle grazie. Alle disgrazie. Alle grazie. Comunque, gli ho messo questa cosa che cos'era? Un cappello da cowboy. Ma no, ma come un cappello? E c'era un cappello da cowboy dimenticato, l'ho preso e gliel'ho messo davanti. Un cappello da cowboy davanti. Arrivano i pompieri. Piu, 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 piu. Arrivano i pompieri e scendono con le mascherine antigas. Faceva entrare. Entrano in casa, entrano in bagno, sembravano quelli astronauti, Sono entrati, hanno guardato la situazione, hanno girato, hanno guardato, si avvicina al comandante e mi dice, signor Giovanni, allora ancora, sua moglie riusciamo a salvarla, ma per il cowboy non c'è più niente da fare. Queste sono le cose che succedono. Allora facciamo una cosa. Se siamo in televisione, un annuncio, se trovate mia moglie portatemela a casa che tanto non vi conviene tenerla. Ve lo aiutate il signor Giovanni, vi prego, venga con me. Valerio Serri! Rimanete ancora con noi, arriviamo subito amici di Sardegna 1, qualche minuto e Mirto al cabaret ritorna! Un minuto al cabaret! Gli italiani vogliono questo, pasta asciutta abbondante e condita bene. 140 grammi è l'unico, con porzioni enormi, oltre 200 grammi di pasta e anche con prezzi ridotti. Ecco perché è sempre stracolma di gente a pranzo e a cena e con miriadi di ricette davvero originali. 140 grammi, per sentirsi davvero italiani. Endas Sardegna è promozione sociale, cultura, ambiente, turismo e sport. Se stai pensando alla tua associazione, non esitare. Farai parte di un grande mondo pensato per i tuoi associati. Endas Comitato Regionale Sardegna è riconosciuto dal CONI e dal Ministero dell'Interno. Affiliazioni ed informazioni sede di Sassari 079 27 0121.
Sarda Infissi, leader in Sardegna nel settore infissi con esperienza e professionalità. Produzione di infissi in PVC, alluminio, alluminio-legno, tende da sole, pergole bioclimatiche, pergotende, lavorazione del ferro ed acciaio per ogni esigenza, con disegni personalizzati. Sarda Infissi è a Sassari, zona industriale Preddagnetta, strada 11. Sarda Infissi. Ancora in compagnia, ma questa volta non di un cabarettista, ma di un gruppo folk. Abbiamo Città di Sassari. Per presentarli meglio, voglio chiamare sul palco di Non Solo Eventi Manuela Sassu. Ciao Manuela. Ciao Manuela. Cosa ci racconti di questo gruppo folk, Manuela? Stasera ti ho portato il gruppo folk storico di Sassari, guarda che meraviglia. Bravi, belli, bellissimi costumi. Allora, loro nascono nel 2001 dopo un'accurata ricerca nell'ambito della tradizione. Nel 2013 infatti iniziano a lavorare e girano tutto il mondo, hanno partecipato alle più grandi manifestazioni sia isolane che internazionali. Però voglio farti notare velocemente il costume di Sassari, che è questo? Da uomo. Praticamente questa sorta di gabbano, lo chiamiamo così. Questo è il gabbano e questo è il cuietto che veniva utilizzato proprio per i lavori in campagna. Quindi è la particolarità proprio del costume di Sassari maschile. Che belli. Molto belli, molto particolari. Poi saranno presenti alla cavalcata sarda sabato e domenica. Certo. Abbiamo dei costumi bellissimi in Sardegna. Allora, oggi ci presenteranno Saludo Resa, accompagnate dall'organetto di Angelo Niedo di Sassari. Per voi, gruppo folk Città di Sassari. Gruppo folk Città di Sassari. Bravi, l'applauso è tutto vostro, bravi. Allora, dicevo che volevo un attimino chiamare... No!
Sempre tardi tu. mi proteghi. Lo sai da chi sto Ma scappando? ragioniere Ugo Fantozzi, ascolti, ma cosa ci fa lei ancora qua? Nella puntata precedente è venuto perché cercava che sua figlia doveva partecipare. Ma infatti le voglio parlare proprio di mia figlia, una cosa mostruosa, ma fin da piccolina mi ha fatto preoccupare sta bambina. Bambina, forza. Oh. Dicevano addirittura le primissime parole che pronunciava, poverina, mi dicevano stai attento, quella è la figlia del diavolo. Ma che cosa sia figlia di mia figlia? No, ma cosa state dicendo? No, stai attento a tutto quello che dirà. Io, addirittura una delle primissime parole che mi ha detto è stata nonno. Dopo 2 giorni è morto il nonno. Come è morto il nonno? E mi stavo incominciando a preoccupare, no? Poi dopo un pochettino ha imparato un'altra parola. Zia. Morta la zia. Una cosa mostruosa, guardi, una cosa a rotazione, proprio una cosa incredibile. E ho detto, mamma mia, adesso dice papà, aspetta, che dice papà? Ha detto papà, è morto il vicino. Il vicino? C'è qualcosa che non torna? Ma guardi che me la per fortuna sono ancora qua, però ho paura, poverina. E poi è sfortunata mia figlia, guardi che veramente io non è sarà che di famiglia. Faccio un mestiere veramente mostruoso, non guadagno molto, no? No, ragioniere, no. Allora la piccolina lei a scuola, no, la compagnetta delle elementari era la figlia del sindaco. E quella ogni volta che si vantava, io ho mangiato aragosta, quella poverina che mangiavano sempre ravanelli. Vabbè, vuol dire non se lo potevano permettere, dai. E allora io gli ho detto, ma figlia mia, ma scusa, ma allora sei veramente cretina, ma digli anche tu che mangi l'aragosta, no? Tanto mica è a casa nostra che vede che... insomma, e il giorno dopo è andata questa sempre, io mangio aragosta, e la mia figlia ha detto, anche io mangio aragosta. E la figlia del sindaco che furba, no? Sì. La figlia del sindaco, gli ha detto, e quanta aragosta hai mangiato? E lei gli ha detto, 3 mazzi. Ragioniere, ma vada per favore, vada. E chiamo sul palco un altro grande amico di Mirto al Cabaret, lui è Mauro Salis. Buonasera. Vai Mauro. Buonasera a tutti. Stiamo facendo un'altra stagione turistica, speriamo che non sia come quella dell'anno scorso. Per carità, abbiamo avuto numeri importanti, non mi è piaciuto il tipo di turismo, insomma io l'ho capito subito che c'era qualcosa di strano. Io sono andato lì all'Isola Bianca, a Olbia, a vedere che cosa vomitavano quelle balene d'acciaio della Mobilare. Gente triste sulla banchina. Li guardavo e dicevo, a gente così non gli puoi chiedere dove avete deciso di passare le vacanze, a gente così gli puoi fare solo una domanda, da che cazzo di dittatura state scappando? Non puoi neanche biasimarli. Guarda quello che gli fanno pagare per una traversata 1.500 euro, che tra l'altro non ho capito perché se per 1.500 euro porti una famiglia dalla Libia a Lampedusa sei uno scafista, se fai la stessa cosa da Livorno a Olbia sei un armatore. Glielo devo chiedere a Onorato questa cosa. Arriva gente strana, grazie. Arriva gente strana. Turismo di qualche... Io ho dato una mano come cameriere in un bar di un mio amico il giorno di Ferragosto, ho portato un croissant alla marmellata a una famiglia di 4 persone, se non che tiro sul braccio mi che li strazzano. Uno voleva salutarli, mi sono messo in mezzo e gli ho detto dove stai andando? Non toccarli adesso che stanno mangiando che si zirano. Turismo. Fanno cose strane. Io vorrei capire perché queste famiglie hanno la necessità di alzarsi alle 5 di mattina il giorno di Ferragosto per andare a conquistarsi un fazzoletto di sabbia alla cinta di San Teodoro. Che già mi immagino il bambino che magari ha fatto un escurso scolastico perfetto, che si vede entrare il padre alle 5 di mattina come una testa di cuoio. Dice, babbo, ci sta braccando la camorra, dove cazzo stiamo andando? È l'alba. Arrivano, sono da soli, cominciano a esterre l'asciugamano. 50-60 metri di asciugamani che tu provi a farti gli affari tuoi, ma è difficilissimo. Poi devi andare da lei e chiedergli, state aspettando un cugino paracadutista? Per chi è tutta questa roba? Se desintrese. Poi ci sono le coppie giovani, mi fanno impazzire. Lei 29enne, lui 28enne, la bambina magari di 2 anni. Li vedi, sei sdraiato nell'asciugamano, camminano nel bagnasciuga, sembra che camminino nell'orizzonte. La sequenza è questa, passa la bambina, poi passa la mamma, dopo 10 metri con la suo babbo, un ulama peruviano, un carrello di giochi. Ti dici,
Dove cazzo si sta andando? Non riuscirebbe ad usarli tutti neanche se diventa ipercinetico e gli crescono 4 braccia. Però l'estate è bella anche per noi maschietti sardi, perché è il momento in cui riusciamo a dimostrare la nostra virilità, dimostrare alle nostre donne che a letto non siamo solo delle spondine per non farle cadere durante gli incubi. Dai che avete capito qual è il gesto che ci contraddistingue. Sombrellone. Comincia una 6:30, 36 gradi centigradi, a mezzogiorno meno un quarto è ancora lì che gira la cagliatta, cazzo. Solo una donna che ti ha sposato può avere la pazienza di non mandarti a cagare. Dice: tesoro, lo so che fra 10 centimetri avresti trovato il metano, ma tua figlia è ustionata, andiamo. Grazie. Io abito a Capocomino, ci sono delle dune bellissime, hanno messo un chiosco, sorseggiavo un caffè con un mio amico, in lontananza ho visto un uomo che passeggiava sulle dune, il linguaggio del corpo era chiaro, ha perso qualcosa, ho fatto l'indifferente per mezz'ora, poi non ce l'ho fatta più. Ho detto: scusa, vado a dargli una mano, quello chissà cosa ha perso. Mi sono avvicinato 4-4, gli ho detto: scusi, è da un po' che la guardo, ha perso qualcosa, le chiavi, il cibo, posso esserle utile? Mi ha guardato e mi ha fatto: no, sto cercando Ricci nelle dune. Dov'è l'assistente sociale? Perché sei in giro da solo tu per il mondo? Spiegami qual è. Spiegami qual è il meccanismo logico che ti spinge a cercare Ricci nelle dune. Mi ha fatto visto tutti questi gusci. Quindi sono su tonto. Quindi secondo la tua logica, se io trovo una bottiglia di birra vuota in Supramonte, da lì a 100 metri ci deve essere un pub con musica dal vivo. Ma il culmine l'ha raggiunto una coppia di pensionati trevigiani, una giornata di maestrale incredibile, passeggiavo per Nuoro, lei me la ricordo perché aveva una di quelle voci che non si dimenticano, mi ha fermato per il corso e mi ha detto: lei con la barba sembra uno che sa il fatto suo. Signora, anche la disoccupazione c'ha la sua tempistica, cosa c'è? E volevamo sapere se ci poteva indicare qualche caletta protetta, ci fermiamo solo 4 giorni, volevamo godere un pochino di questo mare. Una caletta protetta. Bello romanda questo. Ci sono, signora, provate sulla 131 in galleria. Grazie. Mauro Salis, grande Mauro, ciao. Ho intravisto tra il pubblico Soleandro. Soleandro, dove sei che ti ho perso? Allora, allora, dove sei? il discorso è questo. Sì. Io sto guardando il pubblico che ride, ma fondamentalmente sono tristi. Dentro, tu dici? Dentro, a parte che c'è una signora, adesso non so se si può dire in televisione, dove siamo? Sulla Sky, dove siamo? Sardegna 1? C'era una signora poco fa, non lo dico, in questa fila, poi dovete capire voi. Quando stava ridendo per quel bravo cabarettista di Mauro? Può capitare a una certa età, è partita la dentiera. Allora, noi abbiamo dei personaggi fra il pubblico, i più grandi comici. Guardate questo signore con i capelli laterali che ho qua vicino a me. Cioè, il problema suo non è che sta perdendo i capelli, è che questi capelli sono di 5 Stelle. Si stanno diradando. Beh, questa Biltina è scioccata, questa qua, questa piccolina. Allora, quel discorso che mi dicevi tu del groove, volevo spiegare sì, perché le tue origini musicali io le volevo un attimino capire. Sì, perché mi hanno sempre incuriosito. Nella prima manche, quando abbiamo cantato Che tu Gonca, io ho parlato che c'era un personaggio, in prima fila, Baia Cutta Signora, e stavo spiegando, ho detto Geppi Cucciari, tutte queste cose qua. Il groove, che cos'è il groove? Cos'è? Io sono di Ploaghe. Ploaghe in sardo si dice, come tu parlavi in chiesa, no? Leviamoci le piaghe, lui diceva, dalla nostra testa e dal nostro corpo, no? Devo tornare, Deo, so, de viaghe, mi viaghe, de viaghe sul gade presu. Quindi allora, il groove è una sorta di... Certo, il ritmo. Chiediamo a questo mammifero perché non incazzate. Una signora poco fa ha fatto: signora, lei è un bel mammifero, poi stava mangiando una brioche. A un certo punto si gira e mi fa che te. Se non mi credete, a questo mi si secchi quello che tocco. Si gira, a questo qui gli fa che te. Come si permette il marito, seguendo così fatto, e si abbassa da orietta aperti. Allora, si gira, sai, i capelli di Sandra Milo. Allora, è una cosa impressionante. Un abbraccio di Soleandro, Che poi è lei quella della dentiera. Questa, allora, l'amica, questa signora vedova, io
Ya lo so, li avete riconosciuti. E poi c'è Michael Johnson dei Righeira, a me. E poi ci abbiamo, l'avete riconosciuta, alzati bella perché la gente. Signori, è con noi Anna Frank. Eccola qua. Chi è? Quante volte il diario l'abbiamo letto? E poi, signora, comunque, Baranta Ghimbano, Gesù Pagos. Io volevo sponsorizzare perché noi fondamentalmente siamo stati fortunati. Sì. Qui c'è un ragazzo che ho conosciuto all'entrata, ma l'avete riconosciuto? Ve lo ricordate? Quel programma che si chiamava X Factor. C'era quel sassarese col pianoforte, cantautore, che ha cantato una canzone. Ve lo ricordate? È lui. Alzati. Ve lo ricordate? Non sto scherzando. Questo ragazzo, questo! Sono 100 euro per la pubblicità, sì. Leandro, Allora, abbiamo aspetta. capito il groove. Il groove che cos'è? Però- È un onore. Lei è la mamma, signora. Devo mandare la pubblicità. Perché la sta schifando? Mandala Allora, tu, dai. senti, ha fatto la mamma. Ah, te ne fai. La mandi tu, Leandro, la pubblicità? Sì. Allora, Da quella camera a fianco a te. ma non ti spiego il groove. Ce l'hai già spiegato, è il tempo, il ritmo da seguire. Nel frattempo hai salutato mezzo pubblico e purtroppo dobbiamo dare la pubblicità. Madonna, non ne faccio più di programmi del genere. Pubblicità. Oh, porca Un mito al cabaret. Eccoci, Mirko al Cabaret. Voglio presentarvi un cantante, un grande amico, una storia artistica di decenni, dal coro degli angeli in poi. Lui è Antonio Poddighe. Buonasera Antonio. Ciao. Antonio, io veramente ti invito in un'altra puntata dove vorrei parlare della tua storia artistica, magari vorrei invitare anche tuo fratello e altri artisti che hanno lavorato con te in quegli anni d'oro, anni 70, anni 80, con Gianni Morandi, avete fatto una tournée mondiale in giro per il mondo. Più di una. Più di una. Stasera ci canti una bellissima canzone? Sì, più che altro è una preghiera Ave Maria. e quindi la voglio dedicare a tutti voi. Allora, l'applauso del pubblico del Teatro Civico, Grazie. Palazzo di Città di Sassari. Grazie. Deus ti salve, oh Maria, qui ses de gracia plena, de gracia cesa y pena, su Deus onnipotente, con te cos'è stato, proghita preservato, benedicta
gloriosa. Mamma, figlia e sposa del Grazie. Ciao, buonasera a tutti. Prenditi l'applauso, Antonio Poddighe. Grazie. Grande ancora. Antonio, grande. Ciao, grazie. Ci vediamo per il finale, rimani con noi. ok. Adesso invece chiamo sul palco Zamu. Eccomi, ciao Cristian, ciao a tutti, sei tra buonasera, il pubblico. buonasera. Ciao da casa. Allora, sono venuto da solo. Sono Niente. venuto da solo perché, come sapete, Thomas è difficile da gestire, quindi ho dovuto legarlo. Thomas, ma che ti è successo? Non capisco Fallo niente. sedere. Aspetta che ti faccio sedere, aspetta. Thomas Aspetta. è pienamente d'accordo con me, vuole essere lì, vero Thomas? Thomas, fai silenzio, Thomas sta cercando di dire che io sono più bravo di lui, però ovviamente adesso è bendato. Io voglio fare un gioco con un mazzo di carte, Thomas starà lì buono. Qua, guarda, questo signore con i capelli bianchi, qua, Zamu. Il signore, guarda. come si Questo chiama? Questo signore qua, guarda. Giuseppe, Oh. qui abbiamo un mazzo di carte, ok? Io farò banalmente scorrere le carte così, lei mi dirà stop e mostriamo la carta a tutti, ok? Molto molto semplice. Thomas sarà lì per il gran finale, felice di essere lì. È pronto? Quando vuole. Ok, la guardate tutti? La ricordate? La mostriamo in camera? Mostrala in camera, perfetto. Adesso fate attenzione perché la carta da questo mazzo magicamente sparisce e se fate attenzione, io ve la mostro e mostriamo anche in camera che qua il 5 di cuori non c'è più. Non è il classico numero dove la indoviniamo, l'abbiamo vista tutti in camera noi, ma la carta si teletrasporta dal mazzo alla tasca destra della giacca di Thomas. Ma Controlla quella che ha Christian. scelto il signore? Controlla Christian. Nella tasca destra? Sì. Nella tasca destra? destra. Vediamo un po'. Non so come la destra. No, questa è la destra, che mi dici, Thomas? È lì? No, non c'è. Non c'è, è nella Thomas! sinistra. Thomas, dove l'hai E messa? allora Dove è l'hai messa? nella sinistra. Controlla la sinistra. Controllo la sinistra, aspetta, Zamu, No. Prova quella dei pantaloni. Non c'è niente. Sono vuote. Niente. Niente. Scusa, sbendalo un attimo. Ma chi è che ti ha legato così? Ah! Attenzione. No. Attenzione, prendila Christian. La dovrei Sì. Apri la carta. Stai tranquillo, si è lavato i denti. Ieri. Mostra al pubblico, signori, un bel applauso. Il 5 di No, Grazie, buon proseguimento. A dopo. Grazie Thomas, grazie Zamu. Anzi, rimani qua sul palco, rimani qua. Vi raggiungo, Thomas. vi raggiungo. Ti puoi solo sciogliere la corda. Rimani qua perché siamo arrivati al finale. È stato molto bello questo numero. Benissimo, sono contento. Un applauso per Zamu e Thomas. Soleandro, dove sei Soleandro? Vieni qua. Valerio Serri. Eccolo. Mauro Salis. Nicola Cancedda. Cecilia Concas. Vieni Cecilia. Mario Donato Vinci. Emanuela Sassu. Daniela e Stefania Basciu. Gruppo Folk Città di Sassari, alzatevi, venite qua vicino a noi. Albert, grazie di cuore per essere stati con noi. Grazie perché la Sardegna offre tanta arte, tanti artisti, cabaret, musica e folklore e siamo felici di essere entrati nelle vostre case. Mirko il Cabaret ritorna la settimana prossima. Ciao a tutti, Sassari!
Grazie di cuore a tutti. Antonio, vieni, Antonio. Grazie anche a te.